38 anni, mamma di 3 figli, ha ottenuto una casa Ater con il compagno, padre di 2, a Cavallino Treporti, di cui è intestataria. Nel tempo l'uomo, di origine marocchina, si è rivelato violento, picchiandola spesso anche davanti ai bambini e minacciandola di morte, costringendola di fatto ad andarsene. La signora, dopo l'assegnazione della casa avvenuta nel 2019, ha subito evidenziato l'inadeguatezza della stessa e ha cominciato una serie di colloqui, di corrispondenza con i servizi sociali e anche con l'ufficio patrimonio. Successivamente sono incominciati a sorgere dei problemi con il compagno. A distanza di tempo, una volta lasciata l'abitazione e con un ammonimento del questore nei confronti del compagno, la 38enne si è vista notificare dal comune l'atto di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. Quindi ho scritto alla sindaca e per conoscenza all'assistente sociale che la seguiva, ho scritto il 6 febbraio, non ho avuto risposta. Ho sollecitato il 24 febbraio, non ho avuto risposta. Ho sollecitato, data a caso, l'8 marzo, non ho avuto alcuna risposta. Il 17 marzo, venerdì 17, e arriva a me e poi è stata notificata nei giorni successivi con il comunale alla signora la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. E la cosa ben più assurda è che nella comunicazione loro dicono che la signora si è allontanata senza autorizzazione e la signora doveva continuare a prendere le botte. Nel frattempo, l'ex compagno vive in quella casa, mentre la donna, in quanto ancora assegnataria, deve pagarne il canone di locazione. Se lei volesse rientrare, dovrebbe dimostrare di riconciliarsi col compagno. Dopo aver avuto l'alloggio, la signora non si è più messa in contatto con il servizio e non ha avvisato il servizio che avrebbe per motivi legittimi lasciato l'alloggio, e lei ha preso, se n'è andata via e se n'è proprio senza avvisare nessuno. Lei avrebbe dovuto, e spero lo faccia, andare davanti al giudice e chiedere l'assegnazione di quell'alloggio lì.